Una comunità, quella di Susegana, che con il convegno di questa sera, dove si parlerà di utilizzo corretto di agrofarmaci, di nuove tecnologie di difesa delle colture, sta praticamente portando avanti una bellissima idea, un bellissimo progetto sulla sostenibilità. Sostenibilità intesa anche come condivisione con tutta la comunità per quanto riguarda i problemi e le problematiche anche sul cambiamento climatico. Ci sono stati laboratori didattici nelle scuole, ci sono stati incontri formativi come quello di questa sera, quindi una comunità che parla di sostenibilità, che parla di cambiamento climatico, che sta cercando di capire quale sarà il futuro per il territorio. Noi come Banca Prealpi San Biagio, che siamo parte di questa, di tutte le comunità in cui operiamo, crediamo in questo tipo di iniziative. Io faccio parte assieme a Silvio e Laura di un ufficio che è stato organizzato e creato apposta, che segue l'agricoltura, l'agroalimentare e l'ambiente, perché siamo convinti che non solo con un contributo economico possiamo migliorare l'ambiente e il territorio, ma dobbiamo soprattutto impegnarci ed essere presenti assieme a tutti gli attori della filiera per realizzare quello che è un cambiamento che deve essere un cambiamento mentale, un cambiamento di gestione del territorio, perché il cambiamento climatico che è in atto ce lo impone. Quindi Banca Prealpi San Biagio c'è in questo tipo di eventi e ci sarà sempre perché noi, ripeto, siamo parte integrante di questo territorio.